Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Cubendone veneziano, siamo su MotoGP 08. Allora ragazzi, visto che il mondiale, non so, ho deciso di interrompere il mondiale con Valentino Rossi e di cominciare una modalità carriera un po' veloce, con addirittura 3 giri per gara, con livello di difficoltà elevato, e però è più bello secondo me, cioè, facciamo una carriera veloce così ci prepariamo bene per MotoGP 13. Allora, la modalità carriera è anche carina, perché io sono con la Hispa KTM Haran, una moto di merda, in 125, e devo scalare le classifiche per arrivare in MotoGP e dominare il mondo. Ok, qua dobbiamo fare anche degli upgrades alla moto, adesso chiaramente non abbiamo una sega. E niente, si parte con le qualificazioni al Gran Premio del Qatar. Andiamo raga, andiamo. Ragazzi, ho fatto un giro perfetto, pole position per Marchetto, e si gode. E si gode alla grande, e si gode alla grande. Ok, siamo con una moto veramente di merda, ha fatto una pole incredibile. Perché il Qatar è un circuito che mi piace, però non me l'aspettavo sinceramente. Dobbiamo approfittarne e fare punti qua, perché nelle prossime gare non prevedo la stessa cosa. Vai, pole position. Andiamo. Ok, prima gara in 125 per Marchetto. Noi che possiamo fare pole e vittoria. Cerchiamo di fare le curve alla grande da pro gamers. Vai Cumendone, il Cumendone deve volare, vola con tanto fiato in gola. Il Cumendone è un pippone. Stiamo andando veramente alla grande in questo inizio di gara. Che Cumendone, fioi. No, bastardo! Bastardo Smith! Maledetto Smith! Perché vuole dei contratti migliori. Siamo in 125 per il momento. Sporo, mi danno via merda le altre moto che sono più veloci, cazzo. Non devo concentrarmi, l'ho partito benissimo. Vai, Cumendon. Non conosco nessuno di questi piloti. Forse c'è Marquez, quello che adesso non lo so, però se è lui, perché troppo giovane, 2008, non è possibile secondo me. Madonnina benedetta. Scappano via, sono molto più veloci. Io ho la moto della Kickoff, ho un trattore. Bella questa curva fenomenale del Cumendone veneziano. E che Cumenda vola con questa moto arancione Olanda, moto fabbricata da Clarence Seedorf e Robin. Porca mignotta. Dai, che ho solo 3 giri, è difficile perché in 3 giri devi fare tutto perfetto. Guarda come mi scalano, guarda! Maledetto di meglio. Dai Cumendon, dai, vola Cumendon. Siamo settimi. Ne ritiriamo, scappano via ragazzi. Ma vaffanculo però. Vai Marchetto, vai. Superiamo sto stronzetto. L'obiettivo è fare i punti. Dobbiamo fare un buon campionato per accumulare punti e andare in una classe più incredibile. Non insomma andare in una moto di, insomma, una Aprilia magari, perché chiaramente con questa moto qua non vincerò mai il mondiale, devo fare un miracolo. Ma vaffanculo. Iannone, c'è anche il grande Iannone. Siamo in calo dopo una pole incredibile. Come ho fatto a fare la pole position non lo so, cioè, ho fatto il giro della vita, figlio. Per la prima gara, prima pole della carriera, figlio. Cerchiamo di avere almeno tra i primi 10, cazzo. Che dura che c'è questa moto della Chicco. La moto della Chicco. Dai, cazzo.
Ottavi. Andrebbe bene anche la prima gara ottavi. Dai, Kumendo. Bravo, questa è una curva che prendo sempre bene. Questa no. Mamma mia, veramente passare dalle Formula 1 alle moto è una cosa impossibile, ragazzi. Dai, siamo settimi, siamo messi neanche male, cazzo. Siamo all'ultimo giro, final lap. E qua, ecco, i rettilinei mi sgarrano, purtroppo. Dai, spingi sta moto, dai. Dai, abbiamo ancora un giro per recuperare qualche posizione. L'importante è non perdere un gap di 6 decimi da M di meglio. Vaffanculo sto stronzo obeso. Dai, Kumendone, vola. Vola, Kumendone, vola. Last lap, final lap. Sono troppo più veloci le altre moto, purtroppo. È già un miracolo arrivare tra i primi 10, mamma mia. Dai. Merda. Dai, almeno settimo, cazzo. Duello incredibile col Tamaxi. Ma chi sei sto qua non si sa. Tal Maxi. È caduto Marquez. Dai che lo possiamo prendere, dai. Bravo Kumendone. Dai Kumendone, vola. Vola, vola Kumendone. Dai, anche il settimo posto non lo butto via. Non buttiamo via niente noi. Grandissimo! Cosa ha fatto il Kumendone in queste ultime due curve, mamma mia! Cosa ha fatto il Veneziano? Cosa ha fatto il Veneziano? Grande Veneziano. Siamo quinti, calma ragazzi, calma. Gran calma. Boh, teniamo botta, ti prego. Ti prego, un quinto posto va più che bene. Un quinto posto va più che bene. Kumendone, ti prego, no! Vabbè. Sesta posizione. Va a vincere quel pirlotto. Allora, vince Sergio Gadea. Gadea, il piccolo Gadea, 25 punti. Poi Espargaro 20, Terol 16, Corsi 13, Di Meglio 11 e il Marchetto 10. Buon inizio di mondiale, grande Kumendone. Grande Kumendone. Allora adesso upgrade. Andiamo... max speed intanto. Ci facciamo max speed. Vai, seconda gara, Jerez la frontiera. Jerez. Andiamo per la... Ragazzi, le qualifiche ci vediamo. La stiamo dominando, veramente incredibile. In qualifica la moto va alla grande, poi però in gara abbiamo un po' di problemi. Ok, start race. Seconda tappa, Jerez della frontiera. 125, Gran Premio di Spagna. Un solo grido, un solo allarme, tutto il mondo in fiamme. Vai, siamo veramente pole man. Doppia 2 pole in 2 gare, figli. Cerchiamo di fare una gara ancora migliore. Cominciano a rompere il cazzo. Dai Kumendone, vola. Vola Veneziano. Grandissimo Kumenda. Comunque il livello è il penultimo, ragazzi, perché l'ultimo ho provato e veramente prendevo 202 secondi al giro, non era proprio il caso. Dai cazzo, dai che c'è il Terol. Siamo quarti. Comunque pensavo peggio, dai, con sta moto del Cazzus.
vola Comendone. Vola Venetian, vola. Mamma mia, duello col Corsi. Grande Comendone, dai che andiamo a vincere per la seconda gara della carriera. Che Comendone proprio. Buono, primo giro completato. Ok, dai che il Comendone vola, dai che il Comendone vola. Zanetti è caduto, il capitano dell'Inter è caduto. 3 decimi di vantaggio su Corsi. Dai, sarebbe bello vincere la prima gara. No, Corsi mi infila alla grande. Che sofferenze ragazzi, che sofferenze comendiane. Sportellate tra Corsi e Ardit. Dai Comendone, devi spingere sta moto. Dai, che voglio vincere, porca miseria. Corsi se ne sta andando, fioi. Corsi se ne sta andando. Ha una moto super mega superiore. Caduta di Denberg. No! Mamma mia. L'ho preso all'esterno. Dai ragazzi. Dai cavolo, dai. No! Mamma mia, rischio comendiano. Gadea supera De Rosa. Rischiamo, mamma mia, che rischio. Qua il Comendone va alla grande, ma ancora Corsi. Che duello per la prima posizione, mamma mia. Erroraggio di Ardit. Erroraggio del Comendone. Final lap. Corsi è tranquillamente in testa per il momento. Last lap. Un secondo di vantaggio di Corsi. No, cosa sbaglia il Comenda? Va lungo il veneziano. Va lungo e mi buttano anche fuori. Non ci credo. La cappella del Comenda. Il cappellone all'ultimo giro. Ormai sono abituato a fare cagate all'ultimo giro come su GP4. Cazzo. Errore imperdonabile del Comenda. Era importante arrivare secondi, non ci credo, mamma mia, devoto. Buttavo fuori Iannone. Ah, che punti persi ragazzi. Mi viene da piangere ragazzi. Pianto comendiano, dai. Possiamo recuperare ancora qualche posizione però. Dai. Adesso devo rischiare tutto in questa curva. Dai, cazzo, ma porca miseria, ero secondo, abbastanza tranquillo. Erano punti importantissimi. E qua come si mette in mezzo a sandwich. Bravo Venetian. Dai che stiamo recuperando bene. Dai, la classe comendiana. Dai. Grande, mamma mia che veneziano. Noi possiamo ancora arrivare ai secondi. Questa gara è favorevole al Comenda, sono abbastanza in forma. Olive, c'è anche Tonno Olive. Ancora, no. Ho rischiato troppo e l'ho pagata. Ci ho provato ragazzi. Attenzione, una caduta, che bava, almeno Smith. E almeno mi prendo la sesta posizione. Attenzione. Wow, sesto posto, poteva andare meglio ma anche peggio. Mamma mia che gara in MotoGP, vince Simone Corsi. Sesta posizione, vediamo in classifica. Siamo ottavi a 20 punti, Corsi ne ha 38, vabbè siamo ancora in corsa, buono, grande Comendone. Qua mettiamo ancora avanti, velocità massima che abbiamo bisogno di aumentare. Cos'è? Vabbè. Andiamo
Qualificazione dell'Estoril, ragazzi. Abbiamo subito problemi per il Cumendone. Qualificazioni di merda, 34esimi, ragazzi. Veramente un disastro cumendiano, fai. Disastro cumendiano. Qua sono già disponibili altri team, direi di no. Allora, praticamente per arrivare nel... Vediamo una cosa però. C'è già il team San Marino, team 79. Io ho 20 punti. Spocciami. Vabbè, andiamo. Gara. Estoril. Questa è dura perché partiamo veramente indietro, cazzo. Dopo le due pole di Qatar e Jerez arriva il disastro all'Estoril, gara che non amo particolarmente. Vai, cerchiamo di fare qualche punto, cazzo. Primo anno non è importante proprio vincere per forza. Grandissima partenza del Comenda. 3 giri da paura in quel dell'Estoril. Vai, ragazzi. Vabbè, vediamo di fare una gara decente almeno. Siamo 17esimi per il momento, quindi penso fuori dai punti. Olive, grande sorpasso di quel maledetto Olive. Vai, siamo a caccia di basket. Dai, spingi sta moto, madonna del signore. Vai, bravo Comendone. E questo M Marquez forse è quello, però mi sembra un po' troppo. Non ci credo, caduta comendiana. Caduta comendiana e siamo ultimi. È caduto anche Smith. Porca mignotta, che caduta del cazzo. Meno male che sti qua sono lentissimi. Ma non è la mia gara, l'Estoril. Dai. Almeno a punti, cazzo. Guarda, sti qua. Corsi e secondo. Speriamo di cambiare moto il prima possibile, ragazzi. Questa qua è veramente un catorcio di merda. No. Che rischios. 17esimi siamo, niente da fare, non prevedo cose buone. Terol supera Bonsei. Corsi risupera di meglio. Corsi è forte. Web, siamo contro Web, dai che va bene Noni. Se riusciamo a rimuovere ancora posizioni, grande Venetian, dai, dai l'impresa titanica. Cosa va a fare il Cumendone? Forse siamo quinti. Adesso occhio. No, non passi. Grande Venetian. E siamo quinti. Grande cazzo. Ciao, classifica ottavi, 31 punti contro i 63 di Corsi. Corsi se ne sta andando, ragazzi, Fuga di Corsi. Ok, upgrade. Facciamo accelerazione adesso. Siamo in China. Ragazzi, qualificazione sotto il diluvio. Ho suonato fuori con la moto. Ciao. Ultimi. Veramente problemi grossi adesso per il Comendone dopo 2 pole, ragazzi. Il disastro. Pioggia prevista anche in gara. E vai. Che bello. Vai Comendone, voglio la super remontata sotto il bagnato. Dai. Perché è durissimo, ragazzi, con la pioggia in moto è veramente dura, Occhio, ma dove cazzo vado per campi? Eccola là.
Eccola là la caduta del cazzo. Vai. È caduto anche Zanetti. Ma porca mignotta. L'è veramente dura, raga, mamma mia. Con la pioggia è impossibile. La 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 la. Con la pioggia è impossibile. Niente, qua idea che punti non ne arrivano, Ho bisogno di una moto più competitiva. Poi io sono una pipa, ragazzi. Con le Formula 1 ancora, ma con MotoGP, ragazzi. Penso che MotoGP 13, ragazzi, mamma mia, prevedo di quei vaneggi. Cerchiamo di rimontare qualche posizione. Speriamo in qualche caduta e boh. Magari no, mia caduta, grazie. Guarda come che avviene con questa moto orange. L'unica cosa bella di questa moto. Non ancora. Guarda, ma con la moto non. Cioè col bagnato non puoi fare un cazzo, però. Mamma mia, che gara di merda. Che tristezza, ragazzi. Ultima posizione beffarda per il Comendone. Mamma mia. La moto ha anche dei problemi, ragazzi. Ci sono i guasti. Quindi più volte, insomma, più cadute peggio è. Vabbè. Gara proprio oscena. Che ho veramente la moto della Chicco, Dai, almeno non ultimi, magari sto per compagno di squadra, mamma mia, forte. Boh. Cerchiamo di non fare più errori, magari. Andiamo da Rossi. Cerchiamo di finire la gara in maniera dignitosa. Vabbè, ormai il mondiale chiaramente non possiamo vincere al primo anno, è impossibile. Siamo in qualche offerta positiva. Cioè, più punti facciamo, meglio è. Errore comendiano. La Calendola. Comunque Corsi è veramente favorito per la vittoria del mondiale. Ma che dura tenere in pista sta moto con la pioggia, raga. Dai che stiamo un po' recuperando comunque. Dai, la scia. Dai, spingi. Niente, la moto va purtroppo di merda. Ma no! Ma dai! Oddio, grande! Grande, Nakagami, fenomeno! Il Naka è un fenomeno! Fenomeno del Naki. Ocio. Mamma mia, quante cadute, ragazzi. Final lap, bellissima gara del Comenda, ragazzi. Una gara veramente indescrivibile.
Prima gara senza punti. Almeno recuperiamo qualche posizione per non finire proprio disastrati. Cluzel. Ai ai ai, che gara di merda. Siamo all'ultimo giro, per fortuna non ce la faccio più. Peccato, perché se guidavo in maniera un po' più pulita a qualche punto arrivava, Ah, come non ve ne siamo. E come non ve ne siamo, ha fatto da cagare. Dai con il cuore. Dai, una mini rimontata. Il Comenda è 20esimo, ragazzi. Anzi, 19esimo. E che non riportiamo a casa un punto. Rimonta alla fine del Comendone veneziano. Questa curva proprio non mi riesce proprio, con la pioggia. E perdo addirittura 5 posizioni. E vai. Dai, 21esimo neanche, no? Ma no! 22esimo. Vabbè. Finisce qua questa gara di merda. Che gara del cazzo. Vabbè, 31 punti a 83. Vabbè, adesso dobbiamo cercare di arrivare almeno fino al quarto posto. È possibile comunque. Va buon, ragazzi, queste prime 4 gare sono andate. Prossima gara, dove siamo? Prossima gara? Francia, cos'è? Manicuro, Le Mans, cazzo di Le Mans, non mi ricordo. Va buon, raga. Quindi andiamo avanti con la carriera, speriamo di fare un mondiale dignitoso e di andare in una moto un attimino più decente. Raga, un saluto dal Comendone, motociclista veneziano. Ciao!